Bentornati alla nostra edizione straordinaria con la quale vi stiamo raccontando quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Siamo in attesa della conferenza stampa del governatore del Veneto Luca Zaia, che potrete vedere qui fra pochissimo. Vediamo che sono in onda, sono in funzione tutti i preparativi, scusate, per perché Zaia possa parlare. Quando sarà il momento andremo in diretta anche lì. Torniamo invece a Padova per sentire qual è il bilancio dell'emergenza delle ultime ore. Sono 47 in più rispetto a ieri i casi di padovani positivi al coronavirus. Significa che nelle ultime 24 ore in provincia di Padova ci sono 47 cittadini in più che sono stati trovati positivi al tampone che rileva l'infezione. Il giorno prima erano stati 41 i casi in più, quindi l'aumento dell'ultimo giorno è stato maggiore. L'azienda Zero ha comunicato anche il dato di chi è in isolamento domiciliare, ovvero i padovani che sono obbligati a rimanere in casa perché positivi o perché venuti in contatto con un caso positivo. Si tratta di 1871 persone, il dato più alto del Veneto davanti a Venezia e Verona. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 50 quelli in area non critica, uno in più di ieri, e 24 quelli in terapia intensiva, ovvero 2 in più rispetto a ieri, anche se il totale dei ricoveri è di solo uno in più, visto che in 2 casi si tratta del trasferimento dal reparto alla rianimazione. Dall'inizio dell'epidemia salgono a 39 le persone guarite e dimesse, mentre restano fermi a 6 i pazienti che non ce l'hanno fatta. E proprio in merito alla provincia di Padova, in questo momento uno dei focolai, una delle situazioni più pericolose è quella della casa di riposo di Merlara, dove ci sono ospiti che sono risultati positivi, sono persone anziane, quindi molto esposte ai rischi collegati al coronavirus. Ci sono operatori in difficoltà e abbiamo fatto il punto della situazione. Servono dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti, altrimenti nessuno è disposto a venire ad aiutarci. L'appello arriva direttamente dal sindaco di Merlara, Claudio Corradin, anche lei in isolamento precauzionale. La situazione all'interno della casa di riposo Scarmignan, che si trova nel piccolo comune della Bassa Padovana, è sempre più al limite. I tamponi vengono ripetuti agli ospiti e agli operatori e proprio ieri un altro dipendente è risultato positivo. I contagiati tra gli operatori salgono così a 24 su 43, mentre il numero degli ospiti contagiati dal coronavirus è stabile a 63. 3 anziani sono ricoverati, gli altri si trovano ancora all'interno della struttura ma hanno bisogno di assistenza continua. Molti non sono autosufficienti e i 19 operatori rimasti stanno svolgendo da giorni turni massacranti senza sosta. Al momento sono arrivati 3 volontari, ma nessuno è disposto a lavorare senza le adeguate protezioni. Mascherine e guanti scarseggiano e il sindaco ha chiesto che vengano forniti al più presto. Nelle scorse ore il primo cittadino ha ricevuto anche le telefonate del governatore Luca Zaia e dell'assessore regionale Lanzarin, che hanno assicurato massimo impegno. Quello di Merlara, per numero di contagi, lo ricordiamo, anche il vice sindaco Migliorin è positivo, è uno dei focolai più grandi della provincia di Padova. Anche il sindaco Corradin oggi si è sottoposta ad un nuovo tampone. In attesa di sentire quelle che sono le comunicazioni del governatore Luca Zaia, che sarà qui fra pochissimo, qui con noi naturalmente, ma in realtà è a Marghera, sede protezione civile, andiamo a leggere altri messaggi che ci arrivano da casa. Per esempio, proprio parlando di Luca Zaia, Margherita da San Zenone dice: grazie Zaia per tutto quello che fai per noi veneti. Allora, qualcuno ringrazia il Presidente della Regione, altri ringraziano Rete Veneta, ogni tanto fa piacere sapere di aver fatto la cosa giusta e ci si dice grazie anche da Vittorio Veneto, ma andiamo subito a sentire il governatore Zaia che sta in diretta in questo momento. Buongiorno a tutti. Siete pronti? Sì, un saluto a tutti, buongiorno a tutti. Consueto punto stampa, sono accompagnato alla mia destra dall'assessore alla salute e alla sanità Lazzarin e ovviamente alla mia sinistra l'assessore alla protezione civile Bottacin. Intanto i dati
di giornata, che sono i dati di apertura della giornata: 2.704 persone positive, ricoverate 548, in terapia intensiva 171, dimessi 136, decessi purtroppo la realtà ci dice che ci sono 80 persone che hanno già perso la vita con questa partita della triste partita del ovviamente coronavirus. Continuiamo a seguire con attenzione la vicenda e ringrazio tutti voi per il grande lavoro che state facendo e ringrazio anche coloro che sono a casa, che ci stanno seguendo. So che molti di voi sono in diretta anche via social, e vi dico che siamo a seguire ora per ora questa partita che continua a preoccuparci. L'invito è di non abbassare la guardia, di restare a casa per tutti coloro che possono restare a casa, e penso a chi non ha impegni di lavoro e non ha motivazioni valide per uscire di casa. Un particolare appello lo faccio agli anziani e alle persone appunto che non hanno impegni lavorativi, in particolar modo gli anziani, di organizzare la loro vita con una sorta di isolamento fiduciario volontario, il che significa che ormai, e ringrazio in molti supermercati, in molte rivendite alimentari che portano la spesa a casa, di organizzare magari con i rivenditori di fiducia oppure con i volontari. Ringrazio i tanti ragazzi, il mondo del volontariato, la Croce Rossa che porta la spesa. Ve la fate lasciare fuori dalla porta di casa e poi trovate un sistema per il pagamento, magari al telefono vi diranno prima l'importo o quant'altro, ma fate in modo di non aver contatti. Questo è il sistema migliore per non aver guai con il coronavirus. Il coronavirus è un nemico insidioso, una persona, come vi ho detto ieri, parlando di tamponi, una persona asintomatica, cioè che non ha sintomi ma è positiva, riesce a contagiare anche 10 persone. Allora vi confermo che noi continuiamo con la politica dei tamponi. Mi fa piacere che la voce autorevole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, ieri sera abbia detto test, 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 esattamente 3 volte lo ha detto, il che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Mi spiace che il mondo scientifico si spacchi a metà su qualcosa che non dovrebbe neanche farci perdere tempo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi. Penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite, visto e considerato che se becchiamo un paziente, un individuo, un cittadino asintomatico positivo, evitiamo il contagio di altri 10 cittadini. Questo rientra nella logica dei numeri, dei crudi numeri. Ai cittadini chiedo di continuare l'isolamento, chiedo ancora di continuare con il rispetto delle regole, delle distanze, di tutto quello che voi sapete. Vi dico che siamo addirittura d'arrivo anche per presentarvi un dispositivo di protezione individuale. Vi dico anche che voglio ringraziare tutti quei lavoratori, e penso oggi di ringraziare tutti gli operatori dei supermercati, coloro che vanno a lavorare, e sono quelli che hanno tra i tanti, non finirò mai di ringraziare il mondo della sanità, ma pensate anche ai tanti lavoratori che mi scrivono dei supermercati e mi dicono ogni tanto ricordatevi di noi. Grazie, grazie di cuore, perché quella è un'attività essenziale, non possiamo tenere chiusi quei negozi, e mi rendo conto che molti cittadini hanno ancora difficoltà a mettersi in sicurezza. Ai cittadini dico di non abbassare la guardia, lo ripeto, di restare a casa e di non preventivare, visto le belle giornate, passeggiate, e farò anche in modo di fare in modo che le uscite non si possano fare, visto e considerato che più restiamo a casa meglio è per l'esito della nostra strategia, che è quella dell'isolamento fiduciario, di evitare di portare pazienti non solo in ospedale ma soprattutto in terapia intensiva. Vi voglio dire che siamo partiti con i controlli nelle aziende tramite le Spisal, abbiamo iniziato da lunedì e dando disposizioni lunedì. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori.
i loro rappresentanti hanno firmato un accordo a livello nazionale, noi non possiamo disporre la chiusura delle aziende, però è pur vero che possiamo disporre i controlli, quindi per quello che ci compete i nostri controllori delle Spisal hanno disposizioni H24 di controllare le aziende dove abbiamo, partendo dalle grandi aziende ma arrivando anche alle piccole, per verificare che ci siano i dispositivi, quindi le mascherine e i gel disinfettanti e ovviamente le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti. Questa è una strategia che portiamo avanti, quindi considerate che siamo appena partiti, penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno, vuol dire che facciamo 1 migliaio di aziende in 10 giorni, il che comincia a diventare molto, come si può dire, presente anche questa azione di controllo. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Non abbiamo altro da aggiungere su questo fronte. Vi dico anche che il richiamo, voi sapete che noi ci siamo battuti per una norma importante che è stata quella del richiamo dei medici, e do parola all'assessore Lanzarin. Il richiamo dei medici anche pensionati ha fruttato dei numeri. Prego Assessore, accendi quel microfono. Allora, voi sapete che noi avevamo fatto una prima già autorizzazione a tutte le aziende in deroga alle assunzioni che aveva dato 525 richieste suddivise tra medici, infermieri, OS, laboratori e quant'altro, e su queste 525 persone sono già state assunte una buona parte, quindi sono già entrate all'interno delle aziende sanitarie ed erano in deroga rispetto alla prima settimana. Dopo, a seguito di quelli che sono stati i provvedimenti del governo che hanno quindi ampliato la possibilità, ossia l'utilizzo di pensionati, l'utilizzo appunto dei specializzandi anche non in graduatoria, Sposta solo la testa. Perché noi utilizzavamo specializzandi solo in graduatoria con le norme che avevamo prima, mentre i nuovi decreti hanno previsto quindi utilizzo dei pensionati, utilizzo dei specializzandi degli ultimi anni non in graduatoria e anche, voi lo sapete, insomma, il fatto di poter assumere i medici laureati e abilitati ma non con la specializzazione, che è stata una grande possibilità, voi sapete, in memoria insomma delle famose delibere di agosto. Oggi l'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Poi vediamo la specifica, quindi non vi do le singole, Poi diamo i dati. Le singole insomma, categorie. Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato da Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato con crite e quant'altro. Quindi 525 autorizzati, 486 con questo nuovo bando che le aziende stanno assumendo. Grazie. Il che vuol dire, cari signori, e poi io chiudo, solo un'altra considerazione da fare, il resto a disposizione per le domande, che vuol dire che questa emergenza per noi cuba circa 1 migliaio di persone in più nella sanità, e sono medici e operatori. E questo vi dà anche una dimensione del sacrificio che è stato chiesto a questa comunità. Vi dico poi un'ultima considerazione che ci tengo a farla. C'è tanto dibattito su coloro che risiedono fuori casa e vengono nelle case di villeggiatura. E vedo che molti colleghi dicono anche a tanti veneti: tornatene in Veneto perché qui è bene che tu non stia. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura. Che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere, a meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi
cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago, piuttosto che a Jesolo, o in Polesine, o il lago di Garda, o da qualche altra parte, che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Domande? Prego. A proposito dei controlli dello Svizzera, possiamo delineare un primo riscontro, una prima tendenza sul rispetto? Buona. Cioè, vi diamo anche dei dati dopo vi diamo nell'allegato al comunicato stampa, diciamo che abbiamo trovato aziende che siamo partiti dalle grandi aziende, abbiamo trovato assolutamente aziende che usano dispositivi e cercano come si può dire, al massimo di rispettare le indicazioni e quindi i 13 punti previsti. Dopodiché se qualcuno ha qualche segnalazione la fa e noi siamo qui. Altro? Un'altra domanda sui medici. Sì. I 525, l'avevo detto molte volte, ma per essere sicuri, sono autorizzati via sempre. Sì, li stiamo assumendo. Quanti sono entrati di questi 525? Che percentuale sono già operativi più o meno? Tutti? 100%? Sì. Siamo a posto con quelli. E i nuovi ingressi consentiti dal bando che tempo avranno? Questi sono pronti perché sono pensionati che arrivano, sono cittadini che arrivano, esistono in carne ed ossa. Si può preventivare una iniezione di 1 miliardo di persone? L'ho appena detto. Grazie. Prego. Rispetto al dispositivo che lei dice presto avremo un dispositivo delle mascherine pronte, da dove verranno reperiti questi mascherine? Allora, guardate, noi stiamo già acquistando su estero. C'è l'azienda Zero con delle persone che raccolgono tutte le offerte, fanno scouting a livello internazionale. Guardate, quando parliamo di mascherine, lo dico a quelle, ormai sono spariti tutti dalla circolazione, ma all'inizio c'erano i fenomeni, i premi Nobel incompresi, quelli che andavano in giro a dire ma il Veneto non ha le mascherine perché non le ha comprate. Magari fosse così. Mascherine non ce ne sono, c'è il mondo in crisi. Noi abbiamo notizie degli Stati Uniti che chiedono su Cina 1 miliardo di mascherine. Allora, noi abbiamo almeno 2,5 milioni già contrattualizzati di mascherine che arrivano, ma guardate, non c'è da fare i salti di gioia, noi abbiamo 50.000 dipendenti, più case di riposo e altre robe, cioè solo l'aspetto clinico e paraclinico, medico e paramedico, diciamo, attorno agli ospedali, penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, ma proprio per non sprecare tanto in un momento di emergenza come questo. Abbiamo dei buoni contatti in questo momento, sto parlando sempre di materiale medicale, abbiamo dei buoni contatti che forse riusciamo a intercettare, perché poi qua è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, si intercetta qualcosa che gira sopra di noi a livello internazionale, ogni tanto c'è qualche container che cambia direzione perché poi vengono negoziate queste cose, come li hanno fregati a noi e qualcun altro, in qualche altra occasione siamo più felici. Non è che li portiamo via a qualcuno, perché sarebbe sgradevole e poco etico. Ci vengono fatte offerte, immaginiamo che ci sia del materiale che gira e purtroppo dobbiamo difenderci anche dagli speculatori che sono i più infami in questo momento. Abbiamo mascherine che vengono offerte a 5 euro all'una, quella che sta indossando lei ci viene offerta a 5 euro da alcuni speculatori e ne vale penso meno della metà a farla grande, pagata 10, ecco. Questa è la situazione e penso che quella mascherina forse deve cambiare 2 o 3 volte al giorno. Bene, detto questo, poi abbiamo in animo, avete visto che è passata la norma, sembra, perché ancora il decreto finale non ce l'abbiamo, sembra sia passata la norma per i dispositivi di protezione, così sono stati chiamati, così abbiamo voluto anche noi questo inquadramento, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci insomma davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti italiani? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Forse anche quelle che usate voi dal colore, forse sono made in Veneto. Ma non ci diceva che ieri
Vabbè, ma noi li risolviamo i problemi. Il decreto li ha risolti i problemi. Prego. Sulla politica dei tamponi, Sì. ieri è stata evidenziata in maniera puntuale, diciamo, ne faremo 10.000, Cioè, 13.000. 13.000. Sì. No, erano 13. Erano 10 in più, giusto? 10.000 in più e più quelli di Padova, diciamo. Ecco, tutto quel procedimento là è partito. Sì. Quindi, Addirittura stiamo acquistando attrezzature ancora più innovative, contiamo addirittura di rimpinguarlo ancora di più. per il personale sanitario, cioè i 54.000 diciamo, dipendenti regionali, Si inizia dal personale sanitario, tutto, anche l'amministrativo. poi quelli insieme a quelli delle case di riposo, giusto? E poi si va, ovviamente i sintomatici che abbiamo in giro per il territorio per fare delle verifiche, perché capite che se c'è uno con la febbre in casa può avere un'influenza e quindi è meglio sapere che ha un'influenza, la finiamo lì, ma se ha un coronavirus dobbiamo cominciare con gli isolamenti fiduciari di tutti i contatti. Questa è già partita oggi? Sì, sì. E penso sia autorevole, come vi ho detto prima, la voce dell'OMS, una voce autorevole che ha tagliato la testa al toro. Brutto termine, però rende l'idea. Se non vado errando, lei ieri aveva detto che si verrà a regime entro una settimana. Sì, ma noi i tamponi li stiamo facendo. State facendo, poi tra una settimana si parte con... Considerate che ad oggi ne abbiamo fatti 40.000, se vedete il ranking internazionale c'è noi, poi viene la Corea, poi la Lombardia e poi giù a seguire gli altri. E senta, rispetto al bilancio, lei qualche giorno fa ha parlato di meno 5 milioni per tutta questa operazione da quando è cominciata l'emergenza sul bilancio della sanità del paese. No, guardi, una mano e ci aggiungete uno zero. In questo momento, cioè, guardate che noi abbiamo, se ci arrivano tutti, abbiamo una montagna di respiratori che stiamo comprando. Cioè penso che siamo tra i più noti acquirenti in giro per il mondo, perché stiamo andando anche sui fondi di magazzino. Perché io non voglio che ci sia qualcuno che perde la vita perché non c'è più un tubo da mettergli in bocca, cioè tanto per dirla in maniera cruda. Guardate, scusate, questo coronavirus dà encefaliti, dà miocarditi, cioè devasta le persone. Ci hanno detto, e anche noi abbiamo detto, è un virus che dà sintomi simili influenzali. Ci avevano detto così gli esperti, no? Non è così. Se te lo prendi ti può andare bene, ma se ti va male ti va tanto male. Prego. Lei parla di 50 milioni di euro, non dal 22 febbraio ad oggi? Sì. Dal 22 febbraio ad oggi. 50 milioni. Ormai siamo addirittura d'arrivo sui 50 milioni. Ecco, il suo messaggio è in questo senso. Qual è in termini anche di responsabilità collettiva sulle tasse? Cioè, nel senso, il suo messaggio rispetto alla possibilità di poter contribuire tutti in questo... No, guardate, la contribuzione dei veneti è una sola, stare a casa. Abbiamo il tema dei lavoratori che dobbiamo mettere in sicurezza, la chiusura delle scuole e delle aziende non dipende da noi. Per quanto riguarda il governo ho già espresso la mia idea che comunque le misure debbano essere rinnovate e anche inasprite. Mi riferisco alle passeggiate del sabato e della domenica che abbiamo visto che esito purtroppo hanno avuto e mi riferisco anche al fatto che di domenica bisogna chiudere tutto, anche i supermercati. Dopodiché molti operatori, ve l'ho detto ieri, ma forse ieri mi sono espresso male, un errore mio, perché ieri ho detto non andate 10 volte al giorno a comprarvi un cartone di latte, poi tornate per farvi 10 passeggiate al giorno. E ho detto andate una volta al giorno e qualcuno ha detto, Zai ha detto che si può andare una volta al giorno al supermercato, andiamo tutti i giorni al supermercato. No, se vi fate la spesa che vi dura anche un mese sarebbe ancora migliore, perché voglio ricordare che il virus è dietro all'angolo che vi aspetta e non si sa mai chi può essere contagiato. Presidente, ecco, una cosa che credo interessi molto Prego. le famiglie e molti, la scuola. Sappiamo che la decisione... La scuola, se la condizione è quella di oggi, secondo me va mantenuta chiusa. Ma ecco lì, tante famiglie, soprattutto anche tanti docenti, si chiedono se l'anno potrà ripartire. Cioè io mi chiedo io mi chiedo quando finisce sta tragedia, sta guerra che stiamo combattendo, che nessuno di noi aveva in programma. Nel decreto il governo ha messo il tema dei congedi parentali, ha inserito tutta una serie di misure per andare incontro. Guardate, sto parlando io del governo rendetevi conto, più politically correct di così non so.
Ecco, e spero che ci siano misure più importanti sulle aziende, perché da quel che si capisce questo decreto deve fare quantomeno presagire che ce ne sia uno di strutturato sulle aziende, perché sennò abbiamo grosse difficoltà al di là del procrastinare i mutui e i pagamenti all'erario. Per cui sulla scuola non ve lo so dire, però è pur vero che è bene che la scuola si organizzi con l'educazione a distanza, insomma tutto quello che è l'educazione multimediale, perché ho l'impressione che la partita non si risolve col 3 aprile. Ricordo che il decreto, diciamo, di questo che definiamo un coprifuoco è fino al 25 marzo, la scuola è chiusa fino al 3 aprile. Prego. Io adesso darei spazio ai colleghi della stampa quotidiana Che salutiamo. e agenzie che fremono. La prima domanda a Lavanzano, e finisco in modo letterale perché ieri ho dovuto interpretarne alcune per la fretta, ma oggi abbiamo un po' più di tempo. Allora, Lavanzano cita una sua frase: farò in modo che le uscite non si possano fare. Esattamente cosa vuol dire? Perché? La stessa domanda ha fatto Domenico Grasso, direttore di Figura. Vabbè, allora io dico che sono stato chiaro anche prima, lo ripeto, per me significa che se sarà, immagino di sì, rinnovato il provvedimento restrittivo del governo, si valuti l'opportunità di vietare anche le passeggiate, appunto. Nel senso che si sta in casa, appunto, e basta, si esce per andare a fare la spesa, per lavorare, per attività indifferibili, andare, che so, a trovare un parente in ospedale o farsi un accesso a un pronto soccorso o a un funerale o a un matrimonio o a un battesimo, che si possa... si può fare c'è la tumulazione in cimitero con i parenti stretti. Sì. E quindi funerale in quel senso e basta, appunto. Guardate, il problema non è l'uscita in solitaria, che è innocua, cioè andare a correre per i campi è innocuo, però il problema è che mi metto nei panni dei cittadini che vivono nelle aree urbane, che dico vado a passeggiare al parco e poi il parco si riversa a tutta la città, abbiamo visto le foto, e questo è pericolosissimo. Mi permetto di... Guarda, neanche a quello, perché purtroppo mi è morto, quindi non c'è neanche quello. Mi permetto di interpretare la diretta un anno terribile, un anno bisestile. Invece la collega Nicolo Sumoro, che chiede dei numeri che li riforniremo successivamente, quanti dei 615 sanitari in isolamento, che erano in isolamento, sono tornati al lavoro, e se abbiamo qualche numero, visto che il decreto consente di ritardare la pensione a medici e infermieri. Questo è un calcolo che andrà fatto. Sì, guardate, il decreto prevede questo, cioè di fare in modo di ritardare la pensione fino alla cessazione dell'emergenza, almeno dice la bozza del decreto che ho visto io. Quando vedremo il decreto definitivo, bollinato, allora avremo più certezza. Collega Berretta, in realtà gli abbiamo già risposto: le 60 aziende controllate presentavano irregolarità. Il collega Tomassini dell'agenzia DIRE chiede la regione non può chiudere le aziende, ma il Presidente ritiene sarebbe opportuno. Chi è che fa questa domanda? Fabrizio Tomassini, agenzia DIRE, dice la regione non può chiudere le aziende, ma il Presidente ritiene sarebbe opportuno. Ma guardate, io allora, siccome ogni volta che faccio dichiarazioni su queste robe vado avanti 3 giorni poi a fare la lettura della lettura di quello che ho detto, vi dico semplicemente una competenza dello Stato. Allora, se mi chiedete da un punto di vista scientifico, se tutti noi stessimo chiusi in casa ermeticamente con un giro di silicone, sarebbe la soluzione, diciamo, più garantista. Ovvio che poi bisogna anche vivere. Ad esempio vi ricordo che ci sono aziende che non possono chiudere, non debbono chiudere, sono quelle della filiera agroalimentare, biomedicale, farmaceutica, e di conseguenza loro si trascinano dietro tutte quelle che lavorano con il packaging, con la logistica. Lo dico perché anche, diciamo, i più fondamentalisti su questo fronte dimenticano che ci sono delle aziende che non possono chiudere, i cittadini devono alimentarsi, devono curarsi e alcuni servizi sono essenziali. Per il resto vedo molte aziende che hanno chiuso autonomamente, citiamo il caso Texa per citarne uno, insomma non vorrei citare tutti i casi della mia zona perché magari la conosco di più, ma ci sono molte imprese che hanno deciso di chiudere, se non sbaglio anche la Benetton mi sembra che abbia chiuso, non vorrei dire... Luxottica non lo so, è chiusa. Electrolux ieri era chiusa, se non ricordo male anche quella, insomma c'è movimento. Dopodiché immagino che se un'azienda sa di mettere in sicurezza i propri lavoratori, continua. Se sa che la sicurezza non è garantita, sapendo anche che noi facciamo i controlli, è inevitabile che chiuda. La seconda domanda, appunto, fra divieti di passeggiata, inviti al
terza volta che lo dico in questa conferenza stampa. Il collega Giacomo Muzzo del giornale di Vicenza, contagi come stanno andando l'abbiamo detto, accessi alle terapie intensive l'abbiamo detto, il Presidente di Consip in un'intervista invita le regioni a fidarsi, facciamo noi gli ordini per tutti. Il Veneto si fida, fa affidamento su... Ma guardate, evitiamo le polemiche, non abbiamo bisogno di polemiche. Se Consip ha un camion rimorchio di mascherine, ce le porta, appunto. Nel frattempo, se passa uno per strada e mi dice ne vuoi una sporta di mascherine, compro anche quello, e non funziona così da noi. Noi siamo gente che è abituata a rimboccarsi le maniche, quindi non vediamo Consip come un nemico, ben volentieri vado a fare gli acquisti, se capita uno che ci suona il campanello le compriamo anche da lui, penso che non sia un reato, no? Ordinanze sue rispetto alle restrizioni, pensa di farle o no? Le farei se stessero in piedi giuridicamente, ma alcune restrizioni, per dire la passeggiata da domenica, io ho valutato, non c'è potestà giuridica per fare un'ordinanza del genere. C'è qualcuno che potrebbe addirittura invocare il sequestro di persona. Quindi ci vuole a monte una norma superiore che ci autorizzi. Prego. È arrivata la delegazione cinese Sì. E cosa sta facendo? Non lo so. Posso chiedere una cosa sui dati? Prego. Allora, ho visto oggi, guardando i dati molto velocemente, si nota un leggero decremento rispetto ai giorni precedenti sull'aumento degli infettati. Ecco, non è da leggere statisticamente per tutto. No, guardate, posso darvi un consiglio e vi chiedo un aiuto. Non diffondete notizie positive. Di certo io non le diffondo, il modello noi lo conosciamo, non lo diffondiamo perché creerebbe solo angoscia e non è giusto, e anche perché siamo convinti fino in fondo che alla fine vinceremo noi, non vincerà il modello. Però diffondere oggi informazioni di natura tranquillizzante non ci aiuta per nulla, ma non è una strategia, è la verità. Cioè flessione dal punto di vista statistico non vale niente sta flessione qui, noi siamo comunque in emergenza, tanto è vero che adesso diamo l'emergenza a iniziare anche l'attività su Villafranca come Covid Center, quindi come centro coronavirus, abbiamo già Schiavonia, anche qui. Ringrazio i sindaci per il lavoro che fanno e capisco le loro ansie, però guardate, siamo in battaglia e ringrazio anche i cittadini che ci dicono ma Schiavonia c'è il punto nascita, tornerà tutto come prima, avremo un paio di mesi di emergenza e purtroppo bisogna fare il sacrificio. Io non posso vedere morire gente perché devo lasciare aperti i reparti di qua e reparti di là. Garantiamo le attività sanitarie a tutti, chiediamo il sacrificio di spostarsi in macchina invece di andare a Schiavonia da un'altra parte, nessuno partorirà per strada, nessuno partorirà a casa, tutti partoriranno in un punto nascite, questo poco ma sicuro, però capite che ci sono delle priorità. Le priorità sono salvare la vita ai nostri cittadini. Le ultime due domande, velocissime. Galvan dell'ANSA chiede esattamente quando può partire il progetto Crisanti. Ma noi siamo pressoché operativi, adesso abbiamo la delibera e via. Lo presenteremo i prossimi giorni. L'ultima domanda, UDP News chiede relativamente a Vittorio Veneto, ma altri hanno chiesto su altri ospedali, quando saranno pronti questi ospedali, quelli ex rinnovati, gli ex ospedali fatti, sono già pronti. Per raccogliere i positivi al Covid-19. Sono già pronti. UDP News sicuramente si riferisce a Valdobbiadene, ma abbiamo anche gli altri. Vittorio per esattezza, Vittorio Veneto. No, Vittorio. Non c'è Valdobbiadene. No, Vittorio Veneto è un Covid Center, ma adesso non scatta. In provincia di Treviso Covid Center abbiamo Vittorio Veneto e il San Camillo, dopodiché c'è Treviso che è l'hub che comunque ha le infettive e le rianimazioni. Per quanto riguarda i famosi 5 ospedali per 710 posti letto, vi dico solo questo, noi non è che ci eravamo dimenticati quegli ospedali, tanto è vero che in una decina di giorni li abbiamo messi aperti tutti. Questo dà la dimostrazione che ospedali chiusi da 7, 8, 9, 10 anni li abbiamo riaperti con velocità. Avevamo ben chiaro che quelli rappresentano un polmone per la nostra sanità. Lo dico perché qualcuno dice ma no, guarda che avevano chiuso gli ospedali che sono in ordine. Sì, sono in ordine perché noi abbiamo deciso che è così. Cioè, non siamo venuti giù con la piena dal Piave, per capirci. Sappiamo bene che ruolo hanno quegli ospedali, che non possono essere degli hub provinciali, che non ci permettono di dare massa critica e professionalizzazione
ai nostri operatori, perché quando hai pochi posti letto cosa fai? Cioè non è che puoi fare un ospedale generalista con 100 posti letto, ti fai male e fai male ai cittadini, ma però ci servono come polmone e resteranno dei polmoni all'occorrenza per la nostra sanità. Io non aggiungo altro. Adesso funzionerà che presenteremo il progetto con il professor Crisanti. Presidente, ultima battuta se possibile. Prego. Ho visto qua sull'appunto la settimana scorsa, ci avevi detto, verso martedì potrò dirvi qualcosa, non previsioni, ma insomma sull'attendibilità dei modelli adottati per vedere se almeno si va nella direzione di... Siamo preoccupati come 5 giorni fa. Cioè, leggere un calo oggi vuol dire leggere un calo. Oggi non c'è un calo. E bisogna stare in casa, bisogna capire che tutta sta roba del coronavirus, anche con i danni che ha fatto Johnson con le sue dichiarazioni, non è una passeggiata. Danni perché lui fa quello che vuole a casa sua e non mi permetterei mai di discutere la politica sanitaria degli inglesi, figuriamoci. Però è pur vero che ha diffuso tra i cittadini, in alcuni, pochi ma c'è, e soprattutto quelli collegati alle filosofie terapiattiste e complottiste, che il tema dell'immunità di gregge e lasciar morire chi deve morire sia la soluzione migliore. Siccome per me, e finché ci siamo noi, i cittadini non sono un numero, ma hanno un nome e cognome, hanno una storia di vita e soprattutto gli anziani hanno fatto grande questo territorio e hanno fatto grande il Veneto, hanno diritto ad essere rispettati fino in fondo. E si vergognino quelli che dicono alla fine muoiono solo un po' di anziani. Grazie. Mettete a centro. Questa era la conferenza stampa integrale del presidente del Veneto Luca Zaia. Avete sentito moltissimi i temi sul piatto. Noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo qui fra pochissimo.